L'applauso del pubblico di Nugis che accompagna l'ingresso dei componenti del gruppo di Bottida. Questo gruppo esisteva insomma tanti anni fa, io li conoscevo perché insomma lavorando con Ottavio Nieddu per sagre come il Redentore, Sant'Efisio, conoscevo bene il gruppo di Bottida. Hanno avuto un momento di pausa e poi è stato ricostituito con nuove forze, più giovani e con voglia di divertirsi e di ballare, e così abbiamo questa versione 2015, diciamo, ma sempre legati e fortemente a quelle che sono le tradizioni del loro paese. Saranno accompagnati dall'organetto diatonico di Andrea Muredda, che salutiamo con un applauso. Bravo! Bravo, Mondo Duscidesi che è bravo. Sulla fiducia. Anche ha detto che ti ha sentito altre volte. Quindi gli amici del gruppo di Bottida ci presentano fondamentalmente i due balli principali del loro paese. In apertura ci propongono quello che è chiamato Suvasso Dorrau. Sapete che in Sardegna tutti i passi che hanno un passo ritornante sul passo iniziale vengono chiamati Passo Dorrau, e lo vedremo appunto nella versione che si balla appunto a Bottida. E a seguire ci propongono uno tra i balli che personalmente mi appassiona di più, è la danza del Goceano, chiamata in alcuni casi anche sa danza costerina, dove c'è la costituzione delle coppie, le coppie che si posizionano una di fronte all'altra e ruotando in maniera vorticosa si costituisce quasi un corpo unico nell'esecuzione del ballo. E poi ci proporranno una cosa in finale, ma ve lo dirò più tardi. Nel frattempo vi lascio col gruppo Gocille di Bottida con Suvasso Dorrau, a seguire essa danza, accompagnati da Andrea Muredda all'organetto diatonico. A voi!